dovere innanzitutto recitare a memoria perché non c'ho il libro, poi io consiglierei di nascondere i bambini e di tappare le orecchie alle fidanzate. Si sente piano. Guardare il microfono. No, non avrei iniziato se non c'è lì. Allora, l'idea è nata quando ho avuto questo successo, questa trilogia delle 50 sfumature di grigio, di nero e di rosso, che per chi non le ha lette parlano di una storia d'amore sadomaso, in cui lui fa firmare a lei un contratto dove sono elencate tutte queste pratiche sessuali sadomaso. Io mi sono immaginato in questo libro cosa può succedere a Catania quando nella coppia entra questo fenomeno di costume, questo sesso fatto di pratiche appunto sadomaschie e di contratti da firmare. Ora, io non ne so molte a memoria e il primo problema che si pone, immaginate due donne al lido, no? Due sorelle di lido, prendono il sole, preparano la pasta al forno e commentano, allora una fa l'altra: signora, ma è vero che se adesso mio marito mi piglia tombolate sono di moda? Certo signora, che lei non se ne legge tutti i libri delle sfumature? No, perché insomma a me mi fa piacere, perché siccome mio marito è una vita che mi piglia tombolate, ma adesso mi fa piacere che ora sono di moda. Signora, non è così semplice, lei però per farsi dare le tombolate alla moda, prima suo marito ci deve far firmare un contratto come quello dell'Enel. Certo signora, il contatore dove me lo mettono nel pacchio? Sono veramente volgari. La colpa è di Francesco, che mi ha richiesto di dirvi queste cose molto zaure. Chi pratica il sesso sadomaso chiama il sesso normale sesso alla vaniglia, perché è un sesso così soft, un sesso non saporito, e giustamente la signora non ne può più di questo sesso alla vaniglia, visto che tutti quanti questo è veramente volgare, questo è veramente volgare, non ne possono più di questo sesso alla vaniglia, per cui si lamenta. C'è una bambina, come chiama la vicinità? Quella piccola non capisco. Signore, io non ne posso più di questo sesso alla vaniglia. Ma perché signora, lei ce l'ha la vaniglia? Ma veramente io ce l'ho alla vaniglia, però mi sono stancato di questo gusto. E signore, lei perché non cambia il sapore degli igienini? Ma io una volta usavo i chili, quelli alla menta, ma mi arrivata di nicchia, però era alla menta. Lei pensa che una volta ci viste di zucchero e ci viste mio marito, te, amo che ti sto bello mojito. Io la finirei qua, vi ringrazio, mi scuso ancora una volta di Francesco e di lui prima. Dai, Quale faccio? Qual è la gamba? Che è la gamba? Che è la gamba? L'ortopedica? Sì. Non me la ricordo.
faccio questa. Jardin après la mission. Allora lui nel romanzo è molto ricco, regala solo vestiti alla moda e profumi costosi. Allora la signora che incontra questo lui molto chic, è un gourmet, mangia solo francese, come immaginate Salvo Tutino che regala a una ipotetica, non alla vera, a una ipotetica, una bottiglia di Le Jardin après l'émission. E lei è molto contenta di questo regalo, di questo profumo di Hermès molto raffinato, e quindi al Lido non vede l'ora di raccontarlo. Signora, Tonino mi ha regalato una bottiglia di Jardin après l'émission. Parecchi figli in vita che si sa che le Jardin è après l'émission. Ma che cosa vuol dire, signore? Vuol dire che lei prima dello Jardin ci deve dare tecniche di Mousson, così lui si eccita di più, poi quando ci dai le Jardin io se non capiva le può fare tutti i servizi di casa. Ma che vuol dire, signora? Mousson vuol dire monzone. A perché lei un pompino ce lo fa senza risucchio? E basta.